Oggi abbiamo incontrato il comitato No GPL di Chioggia che ci ha esposto in maniera puntuale tutte le preoccupazioni della cittadinanza in merito alla prosecuzione di questa installazione di impianto GPL. Abbiamo già visto in Consiglio la mozione che aveva ripreso questo argomento, la mozione è stata rinviata in Commissione, quindi le valutazioni espresse oggi dal Comitato verranno riprese puntualmente nella Commissione, anche con il supporto tecnico, perché la procedura dimostra delle carenze che vanno assolutamente chiarite e superate nell'interesse dei cittadini di Chioggia, nell'interesse della stessa Regione e dei Ministeri. Ho voluto ringraziare personalmente e ufficialmente il Comitato No GPL di Chioggia per quello che sta facendo, per l'informazione che sta dando alla cittadinanza e per il modo in cui ha coinvolto le istituzioni che hanno contribuito su questa vicenda a vari livelli. Credo sia importante che anche il Consiglio regionale dia il proprio contributo e soprattutto che pungoli la giunta regionale a monitorare questa vicenda e a far luce sul caso. L'amministrazione comunale è sul pezzo, l'ha sottoscritta anche da vari mesi, anzi da anni, da appena mi sono insediata nel Consiglio regionale, e stiamo percorrendo tutte le strade possibili per far luce sulla vicenda, sulle numerose inesattezze e carenze dell'iter procedurale, per fare in modo che si arrivi alla chiusura o alla sospensione comunque di questo impianto devastante per una città costiera di 50.000 abitanti.